tratta di una mappa scritta in turco ottomano. Ma più che aderire a una lingua, che è poco osservata, dati gli errori, i pasticcetti, si tratta di aderire a un linguaggio che è quello geografico cartografico, molto aggiornato. In ogni caso la presenza di gente che sa il turco a Venezia è scontata, è normale, ma non perché Venezia fosse la porta d'Oriente, cosa da lasciare così un po' in disparte, semplicemente perché Venezia confinava con dei paesi, delle regioni che facevano capo a una potenza posta a Oriente, sul Bosforo. Ma l'Oriente in sé non significa niente, era a est quel paese immenso, paese ottomano minaccioso. E saper la lingua dei confinanti pareva utile e pareva anche redditizio, nel caso fosse questa un'operazione commerciale. Niente di esotico, non è più il caso di dire Venezia e le lingue orientali, queste sono lingue del vicino, diventano dopo orientali con l'orientalismo. La lingua del vicino è fatta di voci slave, è fatta di voci turche, di voci anche persiane, arabe. Ecco, perché si è scelto il turco? Beh, come dice l'autore, si è scelto per rendere omaggio al maggiore sovrano del mondo, paragonato al Sole. Ogni sovrano nella mappa viene accostato a un elemento astrale, niente meno che al Sole viene accostato Solimano il Magnifico. Ma toglierei proprio questo, mi dispiace di deludere anche questo fascino eventualmente emanante dal fattore orientale, orientalistico, lo infrangerei senza brutalità, nel segno di una normalità. La normalità poi a volte assume forme davvero fantastiche.